Se te mi dici cosa te vuoi sapere, a saperia cosa scrivere. Ma così è difficile. Dove sei nato? Quando sei nato? Dove hai abitato? Insomma, i ricordi dei primi 7-8 anni. A cosa ti serve sapere che sono nato a Rovigo de Dio de Ceseta de Fosse? Ho una foto vecchia dove non avevo neanche un anno, sentai in un divano come un bamboiotto. Lì, adesso sta poco, perché mi ricordo una casa nella stessa strada di una zia, sorella di mia mamma. Suo marito, mio zio, e faceva i stramassi. Dopo siamo andati a stare davanti ai Preson. Lì, come fratello più piccolo, andavano a giocare sui scaini del tribunale con Putin che le stava davanti, figlio di un dottore. A cosa ho visto dopo da mio papà, quando ero grande, che il dottore si andava via da Rovigo perché era ebreo. A proposito del fratello, perché non un altro, più piccolo di quello, e una sorella, ancora più piccola. Ma io non ho mai visto mia mamma con la panza. E di mio papà mi ricordo poco del tempo che siamo stati davanti a Peson. Dopo ho saputo che gli era a fare il soldato. E è stato richiamato 3 volte. E c'è stato anche in Africa. E gli era soldato, ma faceva il pan come da noi altri. E c'è tornato quando è nata mia sorella. Quando sono diventata grande, ho saputo che gli uomini che aveva 4 figli gli era dispensato il servizio militare. Una volta mio papà si è sbentegato di venirmi attore all'asilo. La maestra mi ha fatto aspettare in piedi sulla panca e si arriva che ero solo me e la maestra. Ma non c'è stato lui a mettermi la divisa del fiore della lupa quando sono andato in colonia a Ciosa col treno. Lui, mio papà, ed era soldato. E sta mia mamma, era complicato mettere le segge bianche in cosa. A colonia, e era in una scuola con un cortile serrato dove si giocava. Siamo andati anche in spiaggia, ma non in acqua, sempre in Fiappardou, anche in pineta dove che gli era e tende dei soldati. Finì a colonia, non sono stato buono di mettermi ste segge e mi ho tenuto in mano per tutto il viaggio. A me ricordo queste segge bianche in crosà e non so dire se era la prima volta che vedevo il treno. Non mi è rimasto impresso, forse che era una litorina. Sono nato 5 anni prima della guerra e ho cominciato nel 1940, un anno dopo ho fatto la prima, ma sono stato bocciato perché ero sempre male, in quando che noi mega cavai tonsie. Mia mamma mi aveva fatto il letto in cucina vicino a una finestra. Da lì vedevo le finestre della Preson, sentivo quando le guardie sbatteva le sbarre. L'anno dopo ho ripetuto la prima, ma non in a scuola di via Mazzini, vicino ai Preson, ma in via Miani. Mio papà è trovato una casa in campagna dopo San Bortolo e aveva paura che in centro li bombardasse. Anche era già stato un duello di apparecchi solo a Rovigo. A me ricordo bene
ho visto con i miei occhi caccia che si correva a Rio. A me ricordo come se fosse un po' il trasloco. Anche mi spingevo il carretto tirato da mio papà. E a casa gli era vecchia, vicino alla deserto, davanti era un tocco di terra, fra la strada di terra e la deserto. Sulla strada che era una passaia, invece da parte del deserto non c'era niente. Nella prima porta di questa casa che abitava il Paron, nella seconda no altri. In fianco della nostra porta che era la cantina del Paron, con una botte di vin Clinto che se lo faceva lui. Ogni tanto mia mamma mi mandava whisky attorno a 1 litro e verseva la cantina e impeniva una caraffa facendolo sgorgare dal caneo in basso. Si sentiva l'odore del vino fin in strada. E sopra la cantina, che era il fenie col fen, per andare sopra era una scala a piroi. La nuova casa che aveva 4 camere, due sotto e due sopra. Sopra in una mancava il soffitto e che pioveva dentro. Per qualche tempo avevamo dormito tutti nella camera sana. Dopo, quando si arriva a sorellina, il papà ha fatto il soffitto del cartone e così noi altri fioi maschi che avevamo dormito lì. Poi era freddo, si scaldavano i piedi con i fuochi che mia mamma metteva nel forno della stua a scaldarsi e poi metteva in una calza di lana. Tutte le sere sta struma. A una volta ne portava il letto in braccio e afficcava sotto le querte e ne dava un basin. A me piaceva quando ne contava le foglie, a me piaceva quando mi ciappava in braccio, a me piaceva quando mi cunava. A me fermo qui. A Gavaria tante altre robe da dire, come di quando c'erano i tedeschi e di quando si arrivava agli alleati. Un'altra volta va.